Amiche e amici, ben ritrovati qui alle Ciacole per la omonima rubrica che anche oggi parlerà delle amministrative, delle imminenti ormai amministrative 2025 qui a Pordenone. Siamo con un'amica e una candidata al Consiglio Comunale di Pordenone, Mara Piccin. Buongiorno Mara. Buongiorno a voi, grazie. Allora, Mara Piccin, che molti di voi conosceranno, è una politica di lungo corso perché è stata per 3 mandati in consiglio regionale della regione Friuli Venezia Giulia e per 4 mandati in consiglio comunale, quindi insomma l'esperienza ne abbiamo da vendere. E di solito noi iniziamo sempre con una nota biografica, no? Cioè luogo di nascita, età, professione e esperienze politiche pregresse. Sì, allora sono nata a Pordenone, sono pordenonese doc, ho 55 anni e sono appunto, come dicevo, pordenonese doc e ho iniziato a fare politica alcuni anni fa. Diciamo che la passione è nata con il consiglio comunale della mia città ed è proseguita con il consiglio regionale, con 3 mandati appunto in consiglio regionale. Questa esperienza è terminata per il completamento del numero dei mandati previsto per legge solo nella nostra regione nel 2023. Ho proseguito l'impegno in consiglio comunale, ho iniziato facendo minoranza, opposizione con il sindaco Bolzonello, poi con il sindaco Pedrotti e successivamente con il sindaco Ciriani abbiamo fatto parte della maggioranza e in questi 2 mandati. Quindi ora siamo pronti per le prossime sfide elettorali. Ecco, faccio anche a te le stesse domande che ho fatto ai candidati sindaco. Quali sono oggi, secondo te, le 3 priorità, le 3 urgenze per la città, le 3 urgenze da risolvere, ammesso che ce ne siano, magari è solo una o 2? Ma allora, il nostro programma di governo è un programma complesso, un programma che viene fatto in continuità rispetto a ciò che abbiamo fatto in questi 8 anni con il sindaco uscente e le priorità. Io credo ci sia necessità di avere una grande attenzione al mondo delle persone che sono sole, in particolar modo al mondo degli anziani. Questo è quello che io ho registrato in questi anni di vicinanza. Poi ovviamente la città deve guardare non solo a loro, ma deve guardare anche ai giovani e credo che una maggiore valorizzazione o un continuum rispetto a questo possa essere sicuramente importante. E poi non da meno il lavoro e assieme al lavoro la sicurezza, il cosiddetto sistema Pordenone, che è quello che mette assieme le attività produttive ma anche lo sport, ma anche il commercio e soprattutto la cultura. Noi siamo conosciuti per Pordenone, Pordenone Legge. Adesso stiamo affrontando una sfida importantissima che è quella di Pordenone, capitale europea della cultura e quindi qui ci facciamo un grandissimo in bocca al lupo perché sono di queste ore le audizioni. Credo che tutto questo possa essere nel prossimo mandato, possano essere delle priorità per il prossimo mandato. Ecco, tra l'altro i rumori che sentite in sottofondo, questi fischi e questi rumori sono niente meno che Iago e Jingle, che sono i 2 pappagallini amazzonici che sono le mascotte qui del locale, le Ciacole, e che anzi, se avete occasione di passare di qua vi consigliamo di venire a salutare. Allora, tornando alla tua carriera politica, c'è stata anche una battuta d'arresto un po' dolorosa, no? Che si è risolta dopo un lunghissimo iter solo di recente. Ma allora, diciamo che di fatto la mia attività politica è sempre continuata grazie alla fiducia che i cittadini mi hanno dato. Devo dire però che dal 2013 al 2024
l'altro c'è stata purtroppo una vicenda dolorosissima, che è la vicenda giudiziaria che aveva colpito all'epoca tanti consiglieri regionali, rispetto alla quale tengo a precisare, perché ancora parlando con le persone non è chiaro questo. Lo scorso anno, un anno fa, alla fine di marzo dello scorso anno, sono stata assolta con formula piena, e quindi è una grande soddisfazione per me di uscita da un periodo durissimo e dolorosissimo, rispetto al quale come dire, guai se non ci fosse stata la famiglia e le persone vicine, ma anche gli elettori, che nel tempo, dopo un primo momento, un primo periodo di dubbio, come è normale che sia, hanno capito che si trattava, non dico di una macchinazione, ma sicuramente, conoscendomi, di un errore macroscopico e grossolano, e su questo faccio una riflessione che è doverosa, anche se non c'entra con la mia candidatura con il Consiglio Comunale, perché di questo ci si occupa a livello nazionale, ma insomma il tema, quello della persecuzione degli indagati dal punto di vista mediatico e della cosiddetta gogna mediatica è sempre attualissimo. Allora io credo che rispetto a questo nei luoghi preposti si debba correre ai ripari, e soprattutto al restringimento dei tempi per diciamo venire a conclusione dei procedimenti. Io sono stata prosciolta una volta, si è ricorso poi in Cassazione da parte della Procura, sono stata rinviata a giudizio, ho fatto un dibattimento, insomma, per portare a casa una soluzione piena ci ho impiegato 11 anni, non credo sia possibile tutto questo. E purtroppo possiamo dire che è quasi come dire, un caso abbastanza nella media, no? Perché la durata dei processi in Italia arriva spesso, sovente, a queste lunghezze bibliche, e senza parlare poi che chi deve difendersi nel penale in Italia si sobbarca anche tutte le spese, e quindi solo per dimostrare la propria innocenza uno comunque subisce un danno economico. Ah sì, assolutamente sì, questa è l'altra parte, oltre ovviamente alla sofferenza, alla sofferenza enorme perché quando uno è convinto e sa di non aver fatto nulla di male, c'è una sofferenza indescrivibile, e c'è poi anche ovviamente la parte economica che non è secondaria. Torniamo ai fatti di casa nostra. Tu hai detto che il vostro programma, il programma della Lega, è in continuità con quanto fatto dall'amministrazione uscente, ma c'è secondo te qualcosa che andrebbe corretto su quanto nel volume importante di opere che sono state realizzate in questi anni? Ma allora io parlavo in senso generale non del programma della Lega, ma del programma della coalizione che sostiene il candidato sindaco. Naturalmente la Lega farà e ha fatto la sua parte, ma allora naturalmente quando si lavora e si lavora tanto può esserci stata qualche sbavatura, ma non credo ci siano cose macroscopiche rispetto alle quali cambiare rotta. Io mi soffermerei su un punto in particolare. Credo che ai cittadini della nostra Pordenone, della Pordenone che noi amiamo, interessi avere una città vivibile, una città dove ci sia un rapporto equo tra la parte economica e la parte che riguarda il pagamento delle cosiddette gabelle, no? Perché spesso si parla le tasse e i rifiuti e queste cose qua, però insomma credo che complessivamente cercare di garantire, oltre a questo, i servizi che si danno per la scuola, per i giovani, credo che questo debba andare, e senza dimenticare quello che ho detto prima, tutto il sistema sociale, compresa la parte della terza età, sia fondamentale. Pordenone ha una ricchezza che probabilmente hanno anche altre città, ma la nostra in particolare, essendo una città di, possiamo dire, piccole e medie dimensioni, no?
ha un tessuto associativo fittissimo e credo che l'amministrazione comunale debba proseguire nel sostenere sempre di più, perché l'associazionismo è quello che risolve un sacco di problemi anche all'amministrazione stessa. L'associazionismo è quello in grado di dare una mano e di collaborare rispetto a quelle che sono anche piccole problematiche. Quindi da questo punto di vista il lavoro proseguirà. La Lega non può naturalmente che avere anche come suo punto di riferimento quello che è sempre stato un occhio di riguardo nei confronti della sicurezza. La nostra città è una città, mi sento di dire, abbastanza sicura. Qualche episodio si è verificato, ma è stato sempre prontamente risolto assieme alle altre istituzioni, alla prefettura, alle forze dell'ordine. Quindi questo è anche un punto sul quale noi ci soffermeremo parecchio. Allora, lo scopo di questa rubrica, di queste interviste, la rubrica si chiama Le Ciacole, non a caso è perché insomma il significato è fare una chiacchierata informale, no? Con i personaggi che non saranno solo politici. Adesso ci stiamo soffermando sulla politica doverosamente perché siamo alla vigilia delle elezioni amministrative, ma insomma queste chiacchierate hanno anche il senso di conoscere dal punto di vista più personale, più umano, no? I nostri personaggi ai quali diamo a tutti del tu, e quindi ti faccio le classiche 3 domande che facciamo a tutti, cioè libro preferito, film preferito e passatempo preferito. Allora, libro preferito non ne ho uno. Io nel tempo, come tutti credo, ho letto molto, si legge molto relativamente a questioni tecniche, a questioni politiche, però se devo leggere qualcosa per rilassarmi, mi piacciono le biografie. Le biografie di personaggi storici, ma di scienziati, ma anche di re, di regine. E se ne devo citare una che mi ha colpito abbastanza, diciamo così particolarmente, è la biografia di Marie Curie, che è questa donna premio Nobel per la fisica e la chimica, credo, premio Nobel 2 volte, se ricordo bene. E all'interno di questa biografia c'è il tratto di una persona, contrariamente a quanto si pensa spesso, di un'appassionata di laboratorio, di scienza, che condivide questa passione con il marito, ma c'è anche un tratto fortemente passionale, quasi erotico dei due, che, come dire, uno potrebbe anche non immaginare rispetto ad una figura. E le scoperte che ha fatto questa donna, prima da sola, poi ovviamente assieme al marito, perché quelli erano anni nei quali le donne a cui bisognerebbe aprire come dire un'enciclopedia, non un libro, non godevano dei pari diritti. Leggevo, se ricordo bene, perché l'ho letta molto tempo fa, ma sono rimasta molto colpita. Lei è polacca e non era ammesso per le donne fare studi all'università nella Polonia di allora, quindi lei andò alla Sorbona. Alla Sorbona meno del 2% delle donne studiavano all'università, quindi insomma ecco, quindi questo è il tratto. Ma poi insomma ci sono altri, oltre alle biografie, altri libri. E mi piacciono cose di carattere storico, ma storico locale, sul Friuli, queste cose qua. Ecco, quindi saggi e non romanzi, diciamo. No, saggi no. Del libro. E il film. Anche lì, legati ai tempi, diciamo, non c'è un film specifico, preciso. Ci sono dei filoni romantici che mi piacciono anche lì, storici. Ci sono, non so, cose più dinamiche, come mi viene in mente Pulp Fiction, anni 90, ma ci sono anche quelli che fanno riferimento alla vita è bella di Benigni. Ci sono cose storiche, insomma non ce n'è non ce n'è uno in particolare. No, così come il per il passatempo? Anche qua una marea di passatempi. No, il passatempo sono pochi. A me piace
A me piace il giardinaggio perché soprattutto per tanti anni facendo così attività politica si rimane spesso chiusi, quindi quando c'è la possibilità di rimanere all'aria aperta mi piace curare i fiori e le piante e devo dire che mi viene anche discretamente bene, questo è uno dei passatempi e poi quando è possibile qualche piccolo magari anche viaggetto di un paio di giorni così da condividere con la mia dolce metà in moto e questa è una bella passione. Boh, moto e giardinaggio in Molto sintesi. giardino. Ecco, in conclusione, l'augurio che vorresti fare alla tua città, alla nostra città, a Pordenone. Ah, un bel augurio, quello che ha fatto anche il nostro candidato sindaco, che io sostengo particolarmente perché Alessandro Basso è una persona che ho conosciuto non tantissimi anni fa, ma con la quale ho condiviso un periodo, l'ultimo mio mandato in consiglio regionale, una persona che ha saputo inserirsi all'interno di quella istituzione che non è semplice in modo veloce, una persona intelligente, credo anche una persona giustamente moderata per questa città e come dice lui auguro a Pordenone di essere una città felice. Ottimo, grandissimo augurio, ce lo facciamo anche a noi stessi di essere Certo. felici in questa città felice e ringraziamo chi ci ha ascoltato, ringraziamo Mara Piccin, ringraziamo anche Iago e Jingle per il sottofondo che avete sentito anche voi e dalle Ciaccole qui nel chiostro della Biblioteca di Pordenone anche per oggi è tutto, ciao!